Sanno di poter contare sulla famiglia, sui coetanei, sugli amici, si confidano anche a scuola. Nel tempo libero frequentano parchi, piazze, campetti o case di amici. Non usano le chat online come rifugio. È il ritratto per certi aspetti inaspettato dei giovani presentato da ENAIP Veneto nel secondo capitolo dell'equinozio della formazione di scena a San Gaetano. Occasione per mettersi in ascolto dei giovani, incentrando il focus sul tema della comunità come dimensione fondamentale della vita sociale. Questi giovani sono protagonisti di una rivoluzione silenziosa. Quella presunta e importante dipendenza dai social media non è così maggioritaria ed evidente, mentre invece il legame con la famiglia e con gli amici sembra resistere anche a questo profondo cambiamento. Giovani che dall'altra parte faticano a proiettarsi oltre i legami familiari e amicali per dare un contributo nella comunità in senso più ampio. Cosa chiedono agli adulti? Di fidarsi di più, di ascoltarli, sostenerli maggiormente quando sono in difficoltà, concedere loro maggiore libertà. Al mondo della scuola domandano più dialogo con formatori e tutor e la proposta di attività psicologico-relazionali. La ricerca promossa e condotta da ENAIP Veneto in collaborazione col proprio comitato scientifico e la Fondazione Tertius ha coinvolto oltre 2.850 allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale di tutta la regione. Ci teniamo tantissimo a ascoltare veramente cosa loro pensano e porre in atto delle azioni all'interno di un percorso della didattica, della scuola, che rispetti veramente il loro sentire. Dall'indagine emergono anche le fragilità tipiche della giovane età rispetto all'attivarsi nella comunità, ma anche evidenti potenzialità. In Veneto il nostro sistema di istruzione e formazione professionale è molto consolidato, ci crediamo fortemente perché i numeri ci danno ragione. Oggi infatti la dispersione scolastica è veramente scesa e abbiamo raggiunto e oltrepassato gli obiettivi datici dall'Europa, ci attestiamo al 9%. Dato interessante anche la tenuta della famiglia con i genitori non assenti o distratti. Dall'altro però anche un rapporto di dipendenza, possibile ostacolo per i percorsi di crescita, soprattutto sul fronte dell'autonomia. E ancora, per i ragazzi, la diminuita capacità attrattiva dei mondi associativi, della comunità religiosa e più in generale di tutti quei contesti che motivano e alimentano la disponibilità all'impegno sociale.